Buongiorno e ben ritrovati. Mercoledì sono le 12 in punto, di nuovo insieme per raccontarvi molti fatti di cronaca in un solo, aggiornamenti con i nostri inviati. Avremo in primo piano l'ennesimo incidente mortale sulle strade del Veneto, accaduto ieri sera a Trevignano. Tra pochissimo tutti gli aggiornamenti con Eddie Kaliman. Parleremo di un'aggressione ad un pensionato a Vicenza e poi il giallo dei due coniugi trovati feriti gravi in casa ad Abano Terme, e poi naturalmente torneremo sul gran caldo e l'allarme siccità con i provvedimenti del consorzio di bonifica Brenta. La cronaca appunto in primo piano: colpisce la compagna a pugni e la minaccia con le forbici. La donna riesce a scappare e a dare l'allarme. 51enne padovano bloccato dalle volanti e allontanato da casa. Presa a pugni in testa dal compagno, poi minacciata con le forbici, e la violenta aggressione subita da una donna che fortunatamente è riuscita a scappare ed allertare la polizia. La volante è arrivata in zona Guizza a Padova lunedì sera dopo la chiamata della 49enne che era riuscita ad uscire dalla sua abitazione e a mettersi in salvo. La donna agitata e sotto shock è stata subito soccorsa dai poliziotti, ai quali ha raccontato cosa aveva appena subito. Pochi minuti prima il compagno, durante una lite violenta, infastidito da una risposta della donna, aveva cominciato a colpirla con dei pugni alla testa. Poi l'uomo ha preso le forbici e l'ha minacciata di conficcargliele in testa. La 49enne, approfittando di un momento di distrazione, temendo per la sua incolumità, è riuscita a scappare di casa, ad uscire in strada per chiamare la polizia. Anche il convivente era uscito a cercarla, ma lei non si era fatta trovare. Gli agenti, viste la gravità delle percosse e delle minacce, non appena l'uomo è rientrato in casa, lo hanno portato in questura per gli accertamenti, mentre la 49enne è stata portata in pronto soccorso e curata. È emerso che il 51enne era già stato destinatario di 2 provvedimenti di ammonimento del questore di Padova per violenza domestica, adottati nel maggio e nel giugno del 2025. Vista la gravità delle minacce e la violenza dell'aggressione, il pubblico ministero ha disposto per lui la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Al 51enne è stato anche notificato il divieto di avvicinarsi alla donna e di contattarla in qualunque modo. E allora andiamo a Trevignano per la notizia che vi ho dato in apertura: l'incidente mortale, l'ennesimo purtroppo di una lista infinita sulle strade del Veneto. È accaduto ieri sera, a perdere la vita un 65enne, ferita la moglie, il figlio, la nuora e altri 2 ragazzi che viaggiavano in una seconda vettura. Sul luogo della tragedia Eddie Kaliman insieme a Tommaso Migot. Buongiorno Eddie. Buongiorno a te Francesca e ai telespettatori. Ci troviamo nel luogo dove ieri sera intorno alle 21:30 è avvenuto questo tragico incidente. A perdere la vita il 65enne Ennio Corazzin, che con la sua Audi Q3 procedeva nella direzione da Treviso, insomma verso Castelfranco, e a bordo aveva il figlio 30enne e la nuora e la moglie nel lato passeggero. Quello che al momento è al vaglio degli inquirenti è esattamente proprio la dinamica che ha coinvolto, oltre alla Q3, chiaramente un'altra auto guidata da un 24enne su cui ora pende il reato di omicidio stradale e anche potrebbero le lesioni aggravate. Bisogna capire quale sarebbe l'esito insomma di come guariranno, sperando che appunto guariscano le 3 persone rimaste gravemente ferite. Ripetiamo, come dicevi tu Francesca, il figlio 30enne, la moglie di Ennio Corazzin, la nuora rimasta ferita ma in modo più lieve. La dinamica: semplicemente la Q3 stava procedendo nella sua traiettoria verso Castelfranco, la Ford che procedeva ad alta velocità invece si è accorta troppo tardi di dover girare e questa manovra azzardata ha fatto impattare frontalmente con la Q3 che proveniva proprio da Treviso. Con noi il sindaco Franco Bonesso, che ringrazio anche per la presenza, perché oggi per Trevignano e Montebelluna, dove insomma viveva e lavorava Ennio Corazzin, è un giorno di intenso lutto. È una persona molto conosciuta.
Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Sono molto sconvolto da quanto è accaduto, anche perché conoscevo molto bene il geometra Corazzin, ho lavorato anche per lui, era una persona stimatissima, un grande dolore. Certo è che sulle strade c'è troppa disattenzione e troppa alta velocità, queste cose non dovrebbero succedere. Questo è un incrocio pericoloso che è stato sistemato una ventina d'anni fa dalla provincia. Noi all'epoca avevamo chiesto anche una rotonda, ma non era tecnicamente allora fattibile, però continuano ad esserci tanti incidenti. È anche sfortunato, l'anno scorso nella casa alle mie spalle è entrato un tir che non è riuscito a fermarsi e per fortuna non c'era nessuno dentro, se no poteva essere anche quella una situazione molto pericolosa. È una strada ad altissimo scorrimento, ci sono tir che continuano a passare anche alle nostre spalle. Io da lei, sindaco, chiederei un ricordo di Ennio, insomma. Era una persona molto, molto affabile, di una notissima famiglia montebellunese ed era veramente un valido professionista. Come ho detto, ho avuto modo di lavorare con lui e anche dal lato amministrativo quando presentava i progetti. Ho un bellissimo ricordo di una persona veramente affabile e preparata. Sindaco, intanto grazie per la testimonianza e la sua presenza qui. Francesca da Trevignano, se non hai domande con Tommaso Migotta ti restituisco la linea. Grazie davvero Edi, grazie a Tommaso, grazie naturalmente anche al sindaco per questo ricordo della vittima di Ennio Corazzin. E poi c'è il giallo di Abano Terme, i due coniugi trovati feriti nella loro villetta. Continuano le indagini dei carabinieri. Le ultime notizie con Chiara Gaiani insieme a Cristian Roque Allende, che sono proprio per noi ad Abano Terme. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Con il collega ci troviamo proprio a ridosso di questa villetta, la vedete alle mie spalle, dove si è consumato quello che resta ancora un giallo. Siamo in via Tito Livio, proprio a ridosso del centro della cittadina termale. Un giallo tanto che la Procura di Padova ha aperto un fascicolo di indagine con l'accusa di tentato omicidio. Per ora non c'è nessun iscritto nel registro degli indagati. I fatti sono questi: lunedì sera il figlio preoccupato ha cercato per l'ennesima volta di contattare i genitori che non hanno risposto, si è recato qui, ha chiamato immediatamente i soccorsi rendendosi conto che qualcosa non andava. La mamma è stata trovata al piano terra, una donna di 69 anni che ancora lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova per una grave commozione cerebrale, mentre al piano superiore c'era il padre che a 72 anni in stato confusionale, anche lui ricoverato ma nell'ospedale di Abano Terme. L'ipotesi più probabile è quella di un litigio, perché la casa era in disordine ma non c'erano segni di effrazione, ma i carabinieri che ieri sono stati qua tutto il giorno per le indagini e per i rilievi stanno cercando di fare chiarezza, soprattutto sentendo intanto i vicini e i familiari, ma poi nell'attesa di sentire proprio il marito. Per ora purtroppo la donna sta cercando di salvare la sua vita. Ecco, cercheremo di capire esattamente che cosa è accaduto nelle prossime ore. Siamo ovviamente in attesa di quanto ci diranno gli inquirenti. Abbiamo ricostruito il tutto nel servizio che adesso vi proponiamo. Da Abano poi io ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica e poi la linea può tornare allo studio. Lei era nuda, incosciente nel letto della taverna, lui in stato confusionale al piano superiore con ferite al volto. Resta il giallo su quanto accaduto in questa villetta di Abano Terme, dove lunedì sera sono stati ritrovati due coniugi, 69 anni lei, 72 lui. A far scattare le indagini il figlio della coppia, che da 2 giorni non aveva notizie dei genitori e per questo si è recato sul posto e ha chiamato i soccorsi. Gravissime le condizioni della donna, colpita da una grave emorragia cerebrale e ricoverata da ieri mattina a Padova in rianimazione. Ancora in stato confusionale l'uomo, che è ricoverato ad Abano Terme, dove non è ancora stato sentito dai carabinieri. Una coppia normale, raccontano i vicini.
Erano una coppia affiatata e erano appena anche tornati da una crociera. Io non abito qui, però ho vissuto qui per molti anni e li conoscevo, ecco, mi dispiace, però non so cosa sia successo davvero. La villetta è stata posta sotto sequestro e martedì sono proseguiti per tutto il giorno i rilievi dei carabinieri della scientifica. In via Tito Livio si sono recati anche il PM Sergio Dini e il medico legale. Le ferite sul corpo dei due coniugi sono compatibili con quella che allo stato sembra la ricostruzione più probabile. Un litigio violento tra i due con la donna che avrebbe avuto la peggio. C'era disordine in casa a quanto si apprende, ma non erano presenti segni di scasso, elementi che escluderebbero la pista della rapina. Ci sono da chiarire le cause dell'emorragia cerebrale della 69enne causata da una caduta accidentale, da una spinta o da un colpo alla testa. Risposte che i carabinieri stanno cercando, sentendo vicini e familiari, in attesa di poter interrogare anche il marito della donna. Un blackout di circa 2 giorni perché da sabato il figlio non riusciva a sentire i genitori, su cui si sta cercando di fare piena luce. Nuova aggressione in via Piave, siamo a Mestre, rapinata della borsa mentre parcheggia l'auto, è la terza volta, dice la vittima, ora basta, vendo la casa. Ho gridato, ma mi sono trovata veramente sola perché ho chiesto anche aiuto, ma nessuno si è fatto vedere, nessuno mi ha chiesto cosa era successo. Secondo me qui hanno tutti paura. Elisabetta, per tutti Betty, è l'ennesima vittima della criminalità di via Piave a Mestre. Nata, cresciuta e vissuta qui da sempre, racconta della rapina della sua borsa con dentro contanti, tutti i suoi documenti, chiave di casa e telefonino, subita giovedì scorso intorno alle 21:30 sotto casa in via Monte Sabotino, mentre parcheggiava l'auto. Si tratta del terzo episodio in 3 anni. Il rapinatore successivamente ha anche usato il suo bancomat, spendendo a più riprese circa 200 euro. Acquistare sigarette e mangiare quello che c'era qui nella zona di via Piave, un kebab. Ora sono ancora scioccata e dico che questa zona è invivibile. Qui a 2 passi da noi, lungo l'area di via Piave, proprio poco dopo questa intervista, scorgiamo questa siringa usata chissà quando per un buco ancora conficcata nel terreno. A poca distanza questo ragazzo, arrivato in bici, ha appena comprato della droga e ora, bicicletta parcheggiata ai suoi piedi, seduto, se l'è iniettata. Il suo viaggio, procurato dalla sostanza stupefacente, durerà meno di un'ora. Attorno l'indifferenza di chi passa e tira dritto. Nessuno si ferma, nessuno sembra più stupirsi. Sono le 13:05. Ordinaria amministrazione, commenta amareggiata la portavoce di uno dei comitati della zona. È lei ad aver aiutato dopo la rapina Elisabetta. A quest'ora già ci sono i primi barbecue, li chiamo barbecue, il gruppo dei tossici per terra che si accendono il fuocherello e quindi si fanno di crack oppure si bucano. Per residenti e commercianti rappresenta l'ennesima testimonianza del degrado e dell'attività di spaccio che da tempo interessano l'area considerata da molti la zona franca della città per spacciatori e criminalità. Ogni angolo è una base per i pusher. Ormai hanno il sistema vecchio del passaparola, cioè telefonino, arrivano, passano, c'è chi gli prende la cosa e la porta. Lunedì dopo la spesa, un 90enne della zona, dopo aver subito già 2 volte in 2 mesi il furto dei portafogli, al terzo tentativo da parte di un balordo, lo ha colpito più volte con un punteruolo portato da casa come difesa personale, ferendo il criminale che, colpito in una o più parti del corpo, è sparito senza farsi medicare. Elisabetta, dal canto suo, ora spera di vendere casa per trovare riparo in un appartamento che possa garantirle sicurezza dentro come fuori le mura domestiche, dice. Penso di andarmene via perché i miei familiari mi insistono già da tanto tempo, perché mi hanno detto: guarda, hai già subito 3 furti e quindi potrebbe succederti di peggio. Ha un volto il ladro che nella notte tra domenica e lunedì a Vigonza, nel Padovano, ha rubato le donazioni raccolte durante la festa della Pro Loco per la città della Speranza. Il gesto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, ora tutto è nelle mani dei carabinieri.
Era entrato nel comune di Vigonza a bordo di quest'auto. Lui è un cittadino straniero che vive in un'altra regione. A riprenderlo una delle telecamere ai varchi del territorio che domenica sera ha continuato a seguirlo fino a quando, avvicinatosi al furgone di servizio parcheggiato dalla Proloco in piazza Zanella, si è impossessato dei fondi raccolti durante la 3 giorni di festa di estate al borgo, rubando 2.400 euro di incasso destinati alla Fondazione Città della Speranza. Le immagini ci sono, il ladro è stato individuato. Tutto adesso è nelle mani dei carabinieri. È un atto veramente ignobile, io non avrei altri termini per definirlo, però ha fatto emergere due elementi importanti. Da una parte l'efficienza del sistema di videosorveglianza comunale, dall'altra una gara di solidarietà che nessuno si aspettava, ma che in poche ore, sia online sia tramite degli imprenditori che vogliono rimanere anonimi, consentirà alla Proloco di recuperare quanto gli è stato rubato. La raccolta fondi è scattata. Per fortuna durante la festa era attivo il bancomat. Nel frattempo il primo cittadino racconta il lavoro fatto da subito dagli agenti della polizia locale che hanno esaminato le telecamere dopo il fatto. Dai varchi di lettura targa che hanno individuato dove e quando è entrato sul territorio, alle telecamere di contesto che hanno ripreso le varie fasi dall'avvicinamento a proprio il momento del furto, fino a poi gli altri varchi di lettura targa che hanno individuato e fotografato il soggetto quando scappava e quindi quando lasciava il territorio di Vigonza. Questo è veramente importante perché fino a 3 anni fa non sarebbe stato possibile. Grazie alla nuova centrale operativa e al nuovo sistema di videosorveglianza che abbiamo fatto, oggi abbiamo questi dati. In attesa dell'esito delle indagini, intanto l'auto è stata schedata ed è finita nella lista nera del sistema di lettura targhe. Noi abbiamo una cosiddetta blacklist dove inseriamo le targhe dei soggetti che sono stati fermati per dei reati nel comune, anche se non sono stati condannati, ma dei soggetti che sono indiziati di reati, e quando quest'auto entra nel territorio scatta l'allert nella centrale operativa dei vigili e anche dei carabinieri. E adesso andiamo dalla nostra Anna Maria Parisi che ci racconta della bufera social scoppiata dopo la foto pubblicata dal sindaco di Martellago che aveva celebrato un matrimonio misto, commenti a sfondo razzista, e ora sono state annunciate denunce contro gli autori degli insulti, i cosiddetti leoni da tastiera. Buongiorno Anna Maria. Eccoci, buongiorno Francesca. Abbiamo appena sentito telefonicamente il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, che oggi non è presente qui al municipio, che si trova alle mie spalle. Dopo il matrimonio celebrato sabato scorso proprio qui, la felicità del sindaco nel postare la foto di questa coppia di sposi, e con però la conseguenza inaspettata, una pioggia di insulti a sfondo razzista e sessista sui social, sulla sua pagina Facebook, ma non soltanto, anche sulle pagine di chi ha voluto ripostare questa foto. Ora il sindaco ha detto che presenterà esposto prima ai carabinieri, poi alla polizia postale, sta raccogliendo tutti i messaggi degli haters che però la stranezza racconta vede persone non del territorio ma a provenire da altre regioni quali Campania, Reggio Emilia Romagna, scusate, e altre città fuori dal Veneto. Quindi lui sta raccogliendo tutto il materiale. Nel frattempo ha sentito anche la coppia di sposi con lui, che è un noto imprenditore locale, e vediamo se anche loro intendano sporgere una querela di parte verso questi haters. Insomma, una storia per la quale il sindaco chiede rispetto
agosto e per la quale adesso attendiamo di vedere quali saranno i prossimi sviluppi. Francesca, da Martellago con la parte tecnica di Sandro Ponchi è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero Anna Maria Parisi, poi chiaramente questa sera nel corso dei nostri telegiornali entreremo meglio nel dettaglio anche con le parole del sindaco proprio direttamente coinvolto in questa polemica, in questa bufera social. Adesso con la cronaca andiamo a Treviso, dove ha vissuto attimi di terrore una giovane donna che è stata aggredita con insulti e percosse in tangenziale, l'aggressore poi fuggito. Io come donna adesso ho paura, e se io mi fossi trovata su una strada magari di campagna, avessi preso un'altra strada, cosa avrebbe fatto? Mi avrebbe uccisa? Ha temuto di morire per le violenze verbali e fisiche subite una giovane professionista che stava iniziando la sua giornata lavorativa verso le 6:30 percorrendo un tratto della tangenziale di Treviso. Mi dovevo immettere sul tangenziale, ma non riuscivo in quanto arrivavano delle macchine e quindi io dovevo dare precedenza giustamente a queste macchine. E niente, praticamente succede che una macchina dietro di me inizia a suonare con insistenza perché voleva che io mi mettessi sulla tangenziale. Inutili sono stati i suoi gesti con l'invito ad avere pazienza. La scena, frequente soprattutto nelle ore di punta, diventa drammatica pochi attimi dopo, appena entrambi i veicoli riescono a immettersi nel traffico. E lui si è affiancato sulla carreggiata di sorpasso, sulla sinistra, però non mi sorpassava, ma tendenzialmente con la sua macchina cercava di venirmi addosso, facendomi dei gesti, dicendomi robe, e io per non prenderlo, cioè per fare in modo che lui non venisse su di me con la macchina, mi sono spostata varie volte sul guardrail praticamente, però sì, andando anche un po' fuori strada. In sostanza poi riesce a tagliarmi la strada, ovvero sorpassarmi, inchioda, freno anch'io. È qui che scatta una violenza insensata da parte di un uomo sulla cinquantina. Inveisce verso il mio veicolo, non riesco a chiudere il finestrino e qua praticamente in sostanza mi tira i capelli, mi sputa e mi prende a schiaffi. Mi ha colpita sul viso, cioè perché mi ha preso i capelli inizialmente, poi ha cercato di darmi, cioè mi ha dato uno schiaffo. Io cercavo con le mani di difendermi per quello che potevo e poi mi ha iniziato a sputare. La donna rimane sotto shock per diversi minuti prima di riuscire ad arrivare al pronto soccorso del Cafoncello, dove viene curata con una prognosi di 7 giorni. All'aggressione hanno assistito in tanti, ma nessuno si è fermato. No, nessuno. Suonavano e basta. Una denuncia è stata presentata alla polizia, che ora verificherà le immagini delle telecamere presenti in zona per risalire alla responsabile. Restiamo a Treviso con il dolore per la bimba di 9 anni morta dopo 3 giorni dallo schianto in auto a Fagarelle. Le parole del papà: intanto sono state dimesse dall'ospedale la sorellina più piccola e la madre, ora indagata per omicidio stradale. Penso cosa più importante è tutto il mondo. È un via vai continuo di parenti e amici nel condominio di via Pisa, dove viveva la piccola Fevora De Wede Osabie con la sorellina Victory e la madre. Il cuore di Fevora ha smesso di battere dopo 4 giorni di ricovero al Cafoncello, dopo lo scontro tra la vettura della famiglia di origine nigeriana e un camion. Sulla porta dell'appartamento un biglietto lasciato da uno dei tanti bambini vicini di casa esprime la vicinanza per quanto accaduto. Dentro la madre, dimessa da poche ore con la figlia più piccola, è circondata e protetta dai parenti che vogliono mantenere il più stretto riserbo su un dolore ancora troppo grande per essere espresso in parole. Sull'uscio è il padre a provare a raccontare questa gravissima perdita. E lei pensa a tutto modo, lei vuole fare, aiutare tutto modo, lei vuole fare vuole fare dottore. E lei è dottoressa. Già ho cominciato a chiamare lei dottoressa, anche lei sorella chiama dottoressa anche, hai capito? Cosa vuoi dire? A scuola andava bene? E lei
Numero uno là, dico maestra che numero uno lei, troppo forte. Brava a scuola, frequentava la primaria a San Bartolomeo, attenta anche agli altri bambini durante gli incontri della comunità evangelica nigeriana, Favour ha lottato tra la vita e la morte per 4 giorni prima che il suo cuore si fermasse. Resta da fissare la data del funerale che potrebbe essere celebrato nella sede della comunità evangelica a Quinto. Sul registro degli indagati per omicidio stradale sono iscritti sia il conducente del camion sia la donna alla guida dell'utilitaria. Entrambi i veicoli sono sotto sequestro per verificare tutti i dettagli, a cominciare dall'uso delle cinture e dei dispositivi di sicurezza previsti per i bambini sotto il 1,5 metri di altezza. Si erano resi protagonisti di una violenta aggressione ai controllori di Bus Italia. Per questo 2 trentenni hanno ricevuto un provvedimento da parte del questore di Padova. 2 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Padova per la durata di 4 anni nei confronti di 2 cittadini marocchini di 38 e 33 anni sono stati emessi dal questore cittadino Marco Odorisio. I 2 sono ritenuti i responsabili della violenta aggressione avvenuta lo scorso sabato sera ai danni di controllori di Bus Italia e degli addetti alla sicurezza dell'autostazione di Viale della Pace. L'episodio è avvenuto intorno alle 21 durante i controlli sui biglietti alla fine della corsa di un autobus proveniente da Sottomarina in provincia di Venezia. Un gruppo di passeggeri ha cercato di forzare il blocco per evitare la verifica. Mentre molti si sono dileguati, i 2 cittadini stranieri si sono scagliati con violenza contro il personale di servizio, provocando lesioni agli addetti alla sicurezza prima dell'intervento di 3 pattuglie delle volanti. I 2 uomini, già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, hanno mantenuto un atteggiamento ostile anche all'arrivo degli agenti della questura e sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Il 33enne è stato inoltre deferito per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un cacciavite. Oltre alla misura di prevenzione personale, il questore ha attivato l'ufficio immigrazione per l'avvio delle procedure volte alla revoca dei rispettivi titoli di permesso di soggiorno. Pensionato aggredito da un cittadino straniero mentre scarica la spesa sotto casa. È accaduto al Villaggio del Sole. Siamo a Vicenza, una richiesta di soldi diventata sempre più violenta che si stava trasformando in rapina. La vittima invece, impugnando una bottiglia di aceto, si è difesa riuscendo a far fuggire l'aggressore. Ci raccontano tutto in diretta Daniele Garbine e Simone Squarcina con il protagonista di quanto accaduto. Buongiorno Daniele. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori, benvenuti a Vicenza, siamo a Villaggio del Sole, come anticipato, un quartiere con edilizia in atto come popolare, e che in questo momento è proprio una comunità molto stretta e soprattutto con senso identitario molto forte. È segnato però dai problemi, come altri quartieri, di integrazione sociale con la presenza di molti stranieri e situazioni anche al limite, soprattutto legate forse alla tossicodipendenza e alle delinquenze, che con me è Fiorenzo Donadello, che è il protagonista di quello che dicevi Francesca, è lui il protagonista con la signora, la moglie in questo momento, che raccontano proprio questa aggressione avvenuta in questo posto da questa automobile mentre stavate scaricando la spesa alla sera e vi stavate portando la spesa in casa. Cosa è successo? Forse un nordafricano si è avvicinato chiedendo dei soldi e poi? Sì, era le 10 di sera, quindi era anche abbastanza buio. E questo qua si avvicina una prima volta, desiste, perché gli abbiamo detto che sì, che non c'era niente da. Dopodiché però quando si allontana mia moglie sale al piano nostro, al terzo piano, ritorna. Mi racconta storie inverosimili e io gli dico guarda, non c'è niente da fare, non possiamo mica mantenere tutti quelli che passano. E allora io continuo a fare quello che stavo facendo, cioè scaricavo la macchina. A un certo punto mi sento immobilizzato da dietro e dico ma cosa succedeva? Guarda caso avevo in mano proprio questa bottiglia di aceto. Allora riesco a fare una torsione, ma ce l'avevo già in mano, mi sono trovato perché stavo scaricando
Insomma, riesco a girarmi e gli addosso la schiena senza eccessiva cattiveria. Però. Mentre le stava mettendo in mani in tasca i soldi. Aveva le mani nella mia tasca, aveva già estratto dei foglietti e con l'altro braccio mi teneva fermo. A quel punto cosa ha pensato? A quel punto ho detto qua devo divincolarmi perché non so io questo che intenzioni ha. E insomma, al che è rimasto un po' quando gli ho dato i colpi sulla schiena e mi fa: che cosa fai? Cosa faccio? Mi difendo. E dopodiché allora si allontana, ci guardiamo, mia moglie intanto gridava dal terrazzo. Chiediamo alla signora intanto cosa ha pensato in quei momenti. Ho preso paura, ho pensato succede di tutto qua, ma anche cose più gravi. E allora ho gridato così, ho visto che in quel momento le due forme, le due figure, perché era buio, si dividevano. Allora ho preso e sono scesa giù, però in quel mentre era finito tutto. Meno male allora la prontezza dei riflessi sua che è riuscito a far desistere l'aggressore, se no non si sapeva cosa. Ci ha provato un'altra volta però. Però eravamo di fronte, quindi aveva più difficoltà. Insomma, ecco, e se n'è andato. Lei ha presentato denuncia? Ho presentato denuncia la mattina dopo, perché se no, se non denunciamo sembra che qua non succede niente, che qua è tutto bello, per carità. Noi cerchiamo di mantenere l'armonia, però quando succede. E questo episodio è diventato un po' anche una punta dell'iceberg, racconta un po' la preoccupazione dei residenti. Non a caso qui abbiamo anche delle persone vicine di casa dei signori Donadello che sono intervenuti e li facciamo avvicinare proprio perché sono preoccupati di queste presenze e soprattutto per la mancanza di illuminazione, vero? Dicevo, in questo ambiente può succedere di tutto che non è illuminato e anche al riparo da sguardi indiscreti. Certamente noi abbiamo questa comodità per le auto, però ovviamente c'è buio in questa zona e quindi oltre a essere isolato da occhi altrui, per cui succedono dei fatti di furti dalle auto, dai furgoni eccetera e quindi ci viene della gente di malaffare e quindi ci si aspetta sia che venga un po' eliminato e ci sia un controllo maggiore della... Certo, anche lei è preoccupato? Sì, perché io capito qua, perché anche io qualche volta vado anche tardi di notte, sento tanti rumori, gente che si ubriacano in strada e poi non puoi anche litigare con nessuno perché se ti vedono con la macchina, accende la macchina, ti spaccano la macchina, ti fa paura e è un caso che serve più controllo, soprattutto perché c'è il buio qua, questa... Ecco, il buio è proprio la nota costante, ecco, che insomma lascia inquieti tutti. La signora vediamo che sia anche dotata di cane, la aiuta in qualche modo. Sì, anch'io ho un problema grosso di illuminazione, abito in strada vicinale a Montecrocetta, sono anni, mesi che chiediamo, avevamo promesso un faro che avrebbe illuminato tutta la strada, non arriva niente, ma comunque... Sì, anche là bisogna stare attento a guardarsi il punto. Ecco, proprio su questa richiesta di maggiore illuminazione per dare una mano a questi residenti che si sentono proprio anche insicuri, annunciamo anche il signor Donadello, che è anche un attivista per altre questioni a Vicenza, ecco, che avete già organizzato per sabato una petizione. Dove la farete e che cosa chiedete? Sì, sabato saremo, come siamo molto spesso, nella zona mercato, qui ci tiene il mercato rionale tutti i sabati, in cui porteremo avanti la proposta dell'interpellanza del cittadino. Il cittadino fa una richiesta e l'amministrazione gli risponde come dovrebbe essere. In questo caso voi volete un rispetto dei patti, non è la prima volta che vi promettono più illuminazione. Cos'è arrivato nel frattempo, nel corso degli anni? Esattamente, nel corso degli anni, sono tanti anni che chiediamo l'illuminazione qua. È arrivato un lampione. L'unico lampione per illuminare 200 metri. Tra l'altro risale a 8-10 anni fa circa. Ecco. Insomma. Quindi questa è la volta in cui volete che sia qualcosa più. Speriamo che sia la volta buona. Insomma. Ecco, Francesca, se non hai domande, ecco, in questo momento abbiamo fatto parlare anche molti dei residenti che ci hanno visto e hanno voluto comunque portare il loro contributo. Per il momento direi che da Villaggio del Sole ringrazio gli ospiti, ecco, è tutto, a voi la linea. Grazie davvero Daniele, grazie anche alla vittima di questa aggressione, ma anche agli altri cittadini che hanno raccontato insomma questa situazione delicata in cui vivono. Restiamo nel Vicentino con un pensionato di Piovene Rocchette che si è ustionato ieri mattina in modo non grave, per fortuna, nel rogo della sua baracca. Stava preparando il pastone per i suoi animali da cortile utilizzando una stufa.
Stava preparando il pastone per i suoi animali da cortile quando una scintilla ha innescato l'incendio accidentale che ha avvolto la baracca in cui si trovava il pensionato Arturo Danzo. Il rogo è scoppiato questa mattina intorno alle 10 a Piovene Rocchette in via della Pace, in un appezzamento di terra non lontano dal cimitero. Nel tentativo di mettere in salvo anatre, ne sono morte 6 e galline, l'80enne si è procurato ustioni alle mani. Le sue condizioni non sono preoccupanti e nel giro di un paio di giorni tornerà a casa dall'ospedale di Sant'Orso. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno visto le volute di fumo e hanno informato i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono stati i pompieri di Bassano a spegnere l'incendio. Danzo si reca nell'appezzamento di terra ogni giorno, come racconta la figlia Giada. Tutte le mattine perché ha le galline, la sua passione è la terra. Il giudice ha deciso che l'automobilista Federico Beggiato sarà processato per omicidio stradale plurimo in autunno. Uccise in auto i sedicenni Giulio e Mattia, finora però nessun risarcimento. Sarà processato il prossimo autunno all'udienza preliminare Federico Beggiato, l'automobilista 51enne di Arzignano, accusato di omicidio stradale plurimo per la morte dei sedicenni Giulio Pizzolato e Mattia Cardascia, residenti rispettivamente ad Arzignano e Montorso. La tragedia avvenne ad Arzignano nella notte dello scorso Ferragosto verso le 22. La decisione è maturata all'udienza davanti al giudice Chiara Cuzzi. La difesa dell'imputato, rappresentata dagli avvocati Nicola Matteo Sartore e Nicoletta Pan, aveva chiesto un patteggiamento a meno di 4 anni di reclusione, ma il giudice aveva respinto l'istanza. Le famiglie delle vittime, assistite dagli avvocati Lino Roetta e Laura Bartolomei, si sono costituite parte civile. Ad oggi non risulta alcun risarcimento versato ai genitori dei 2 ragazzi, una circostanza che ha pesato nella valutazione del giudice in relazione alla richiesta di patteggiamento. La tragedia si consumò quando Giulio e Mattia, entrambi studenti dell'Istituto Boscardin di Vicenza, stavano percorrendo la provinciale Valchiampo verso Montorso, insieme ad alcuni amici a bordo dei rispettivi scooter. Quello dei 2 ragazzi fu travolto dalla Golf condotta da Beggiato. I 2 adolescenti morirono all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo l'accusa, Beggiato era alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica e per questo venne posto agli arresti domiciliari. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a Trieste dove un 32enne con precedenti di polizia e agli arresti domiciliari è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo d'arma. Era entrato in tribunale nascondendo un coltello. È entrato in tribunale con un coltello nascosto nel marsupio. L'uomo però è stato individuato e disarmato. È successo nella tarda mattinata di ieri, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. Non era ancora mezzogiorno quando un triestino di 32 anni, con precedenti di polizia e agli arresti domiciliari, si è presentato all'ingresso principale del Palazzo di Giustizia perché atteso a un'udienza. Come da rito ha dovuto mettere gli effetti personali sul rullo che fa passare gli oggetti sotto lo scanner e poi attraversare il metal detector. Appena ha passato, gli addetti alla vigilanza non hanno potuto non notare l'elemento sospetto e infatti dentro al marsupio il 32enne custodiva un coltello a lama lunga. Subito sono stati allertati i carabinieri, quelli già in servizio in procura. I militari dell'Arma hanno individuato il giovane e sequestrato il coltello. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di via Hermet che ha portato il 32enne in caserma. L'uomo è stato denunciato per porto abusivo d'arma. Dura requisitoria del procuratore di Roma al processo per la morte di Giulio Regeni a carico di 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore di Fiumicello. Mostra segni di tortura. Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze. Dita rotte, cuciature di sigarette su tutto il corpo. Il
25 gennaio del 2016 Giulio Regeni fu privato non soltanto della libertà e della vita, fu privato della sua stessa condizione di essere umano, titolare di diritti, collocato in uno spazio in cui non esistevano più legge, controllo, difesa, limite. È uno dei passaggi più forti della requisitoria pronunciata oggi nell'aula bunker di Rebibbia dal procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel processo per la morte del ricercatore italiano avvenuta al Cairo 10 anni fa. Processo a carico di 4 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il giovane di Fiumicello. Ma vi è una seconda verità ancora più drammatica, ha aggiunto il rappresentante dell'accusa. A compiere tutto questo non furono criminali comuni, furono uomini dello Stato appartenenti agli apparati di sicurezza. Quello per la morte di Regeni è stato definito un processo contro il silenzio, contro la menzogna e i depistaggi. La Procura di Roma afferma inoltre che sarebbe stato compito dell'Egitto ricercare i responsabili, assicurare le prove, offrire alla vittima e alla comunità internazionale una risposta di giustizia. Ma quel che si è progressivamente rivelato è stato l'esatto contrario, un sistema di ostacoli, di opacità, di resistenze. Colaiocco ha infine voluto mettere un punto fermo sulla cosiddetta pista inglese, ribadendo una volta per tutte che Giulio Regeni non era una spia. Tutti gli elementi raccolti sono stati approfonditi, ha detto, e da quel versante non è emerso alcun elemento utile alla ricostruzione del sequestro, delle torture e dell'omicidio. La tragedia di Pietro Monici, il 38enne travolto e ucciso dalla caduta di un albero mentre stava pescando sul fiume Botteniga a Treviso, disposte 2 perizie per accertare le responsabilità. La prima perizia dovrà fare chiarezza sulle condizioni reali del pioppo che è crollato, travolgendo e uccidendo Pietro Monici, 38 anni. La seconda invece dovrà stabilire chi avrebbe dovuto controllare ed effettuare la manutenzione di quell'argine del Botteniga. Accertamenti richiesti e disposti dal pubblico ministero Gabriella Cama. Nel mirino degli inquirenti anche le numerose segnalazioni dei residenti che avevano avvisato e comunicato con lettere e mail il pericolo della pianta ormai deteriorata. La tragedia si è consumata in un attimo poco prima delle 19 a Treviso lo scorso 9 aprile. Pietro era andato sull'argine assieme ad un amico, volevano pescare nel fiume Botteniga. Ad un tratto il crollo del pioppo che si è letteralmente sradicato crollando a terra. Una parte del tronco ha colpito mortalmente il 38enne senza lasciargli scampo. Il fusto sarebbe stato interamente scavato e completamente marcio. Una tragedia che poteva essere evitata? La Procura vuole fare chiarezza proprio su questo. Si dovrà far luce sulle rispettive competenze tra il Comune di Treviso e il Genio Civile e soprattutto se le segnalazioni dei cittadini fossero state tenute in considerazione. Non solo, ma vista la pericolosità ed il rischio di caduta, fra gli interrogativi anche il motivo per cui non fossero state prese delle precauzioni e la zona recintata per evitare quello che poi è purtroppo accaduto. Per ora il reato ipotizzato rimane omicidio colposo. Nell'ambito dei servizi di polizia economico-finanziaria finalizzati al contrasto dell'economia sommersa e dell'evasione fiscale, i finanzieri della tenenza di Auronzo di Cadore hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione dell'attività economica di un bar emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto. All'esercizio sono state contestate 4 mancate emissioni di scontrini fiscali dal 2023 al 2026. Nel corso di analoghe attività svolte dai militari del gruppo di Belluno a contrasto anche del lavoro sommerso sono stati individuati 4 lavoratori in nero in 2 distinte società, di cui una nella ristorazione e l'altra nel commercio di legnami. Nei loro confronti sono state inoltrate al competente ispettorato territoriale del lavoro analoghe proposte di sospensione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. In pochi anni una giovane modella ha guadagnato oltre 400.000 euro pubblicando video su piattaforme per adulti come OnlyFans senza dichiararli. È stata scoperta dalla Guardia di Finanza. 422.000 euro. Tanto avrebbe guadagnato una giovane modella non ancora trentenne, originaria dell'Est Europa ma residente a Mestre da anni, creando contenuti digitali sulle più note piattaforme di intrattenimento per adulti, tra cui OnlyFans, senza però dichiararli. Una fiorente attività scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza di Venezia.
Dalla sua abitazione di Mestre si filmava e vendeva i contenuti sulle più famose piattaforme web di intrattenimento per adulti. Parliamo, come ha detto lei, di ingenti somme, oltre 400.000 euro che ha guadagnato, visto che si era riuscita anche a conquistare 350.000 followers e oltre 73 milioni di visualizzazioni, quindi numeri davvero importanti. Le indagini sono partite nei primi mesi del 2026 dalle fiamme gialle del secondo nucleo operativo metropolitano. Siamo riusciti a ricostruire questo volume d'affari molto consistente anche attraverso la collaborazione di stati stranieri ove hanno sede le piattaforme digitali di intrattenimento per adulti su cui lei faceva affidamento. È stato quindi possibile quantificare la cifra non dichiarata che sarebbe stata accumulata a partire dal 2021. Come molti content creator, utilizzava anche i social come Instagram e TikTok. Si promuoveva sui canali social aperti a tutti e poi dava la possibilità di visualizzare questi suoi filmati su queste piattaforme digitali di intrattenimento per adulti. Cosa accadrà ora? Lei dovrà innanzitutto pagare quello che non ha pagato, visto che tutti questi guadagni erano in nero, quindi parliamo di un'evasione di oltre 150.000 euro. E in più le è stata attribuita anche la partita IVA come influencer marketing, per cui da oggi lei, se vorrà continuare a esercitare questa attività, lo dovrà fare rispettando gli obblighi fiscali previsti dalla legge. Alla ragazza è stata anche applicata la cosiddetta tassa etica prevista a carico dei soggetti che producono e vendono materiale pornografico. Un incontro per discutere di legittima difesa. Domenica a Vicenza ci sarà il generale Roberto Vannacci con il giornalista Giuseppe Cruciani. A presentare l'evento Alberto Filippi, l'imprenditore sequestrato dai rapinatori nella sua villa ad Arcugnano. A Vicenza abbiamo preso il teatro di Vicenza. Ottimo. E con noi ci sarà anche il generale Vannacci. Molto bene. Tutto questo perché? Perché noi spingiamo moltissimo perché il 15 luglio Roggero non vada in carcere. È un'ipotesi estrema, un'ipotesi complicata, però ci battiamo perché Roggero non vada in carcere. Ci battiamo, ci dobbiamo ribellare. Con questo annuncio l'imprenditore vicentino Alberto Filippi intende rilanciare la discussione in città sul tema della legittima difesa. La sua terribile esperienza vissuta nella notte tra il 17 e il 18 aprile scorso riecheggia lo stato d'animo di chi, come lui, è stato aggredito, colpito a pugni, minacciato con una pistola da una banda di criminali che si era introdotta nella sua abitazione di Arcugnano, tenendo in ostaggio i familiari. Per questo Filippi esprime la solidarietà a Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo che nel 2021 uccise 2 rapinatori inseguendoli fuori dal negozio. Venne condannato in primo grado e poi in appello. Ora, il prossimo 15 luglio, Roggero attende il verdetto della Cassazione. Ha già risarcito le famiglie dei malviventi con 300.000 euro e rischia fino a 3 milioni e 3. In uno Stato civile questo non è tollerabile. È giusto che i cittadini possano difendersi, anzi che i cittadini non solo possano, ma i cittadini che riescono devono difendere le proprie cose e i propri cari. Per questo l'ex senatore leghista ha deciso di tornare in politica schierandosi con il generale Vannacci in Futuro Nazionale. Le leggi vanno cambiate per chi difende con le armi la propria vita, la propria famiglia e la proprietà, afferma. È intollerabile che ci siano 7 carabinieri per la provincia di Vicenza che hanno il compito di combattere le rapine, di combattere questo fenomeno. Però dopo, se c'è da fare un accesso fiscale, arrivano 14 della Guardia di Finanza alle 7:30 della mattina presso l'abitazione di un normalissimo imprenditore per vedere se ha fatto il bilancio corretto. Allora io dico, è giusto pagare le tasse devono essere pagate, però lo Stato deve innanzitutto fare lo Stato e dopo fare l'esattore. Tensione alle stelle ieri sera nel corso di Ring tra Mario Conte, sindaco di Treviso, e Said Caibi di AVS. Sul tavolo l'emergenza abitativa e gli sfratti di via Pisa.
È da una settimana che ti viene chiesta dalla città di fare qualcosa sulla questione degli sfratti. Adesso ci arriviamo. Ma quest'anno che questa sera c'era una commissione e ci sarà un consiglio comunale. L'opposizione. Sì, 2 anni e mezzo dopo. No, l'ha chiesta 2 anni fa e voi non l'avete mai convocata. Svegliati, 2 anni e mezzo che vediamo fermi gli sfratti. Tu sei al governo Vergognati. da 9 anni. Vergognati. Stai facendo è da 2 anni e nulla. mezzo che ci sono gli sfratti e ti sei svegliato adesso. Hai fatto il piano vitale Treviso che è per ti devi svegliare, stai prendendo in giro la gente, speculi sulla testa della povera gente, vergognati. Sei tu che le tu stai speculando. E ti devi vergognare. 2 anni e mezzo che ci sono gli sfratti, ti sei appena svegliato per andare a fare le fotografie davanti alla gente. Guarda me, Antonio, si sieda perché lei non si alza qua. Qui non si alza. Mario, stia qua. Non se ne va. Vergognati tu che hai rotto le scatole con questo modo. Stai speculando. Ragazzi, posso tu dirvi? non sai di cosa fare. Tu ti devi vergognare. Va bene, ora ve ne siete detti. Io devo andare in pubblicità. Tu non sai di cosa stai parlando. È chiaro, basta. No, non basta niente. No, bisogna fare chiarezza. Ho capito. Si fa chiarezza. Tu sei la chiarezza. La finiamo. No, non siete tranquilli. Va bene, questo non è metodo e vi ho visto subito. Ho visto perché io vi conosco come siamo arrivati in questo studio. Va bene? Ora basta. Ora basta. Un giovane è scappato con il suo monopattino dopo aver centrato una macchina in pieno centro storico, mentre la polizia cerca ancora l'investitore di una donna in via Colombo. Siamo a Bassano del Grappa. L'assessore alla sicurezza annuncia tolleranza zero. I monopattini per noi sono un obiettivo sensibile e verranno controllati tutti con massimo rigore. Monopattini che sfrecciano sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, sulle strade di Bassano. I caschi, almeno da quello che si vede in giro, sono un optional nonostante la normativa preveda l'uso dei dispositivi di sicurezza. Da un mese circa è obbligatoria la targa per identificare il veicolo e fra poche settimane, per la precisione del 16 luglio, sarà necessaria anche la copertura assicurativa. Come quella che farebbe molto comodo al giovane protagonista di un pauroso incidente avvenuto in pieno centro storico poche ore fa. Sentite cos'è successo all'incrocio fra vicolo Bastion e discesa Brocchi. In questo caso abbiamo un monopattino contromano sul marciapiede che va a sfondare la porta di una utilitaria, di una signora che stava procedendo regolarmente col suo verde. Dopo l'urto violentissimo il ragazzo si alza, prende il suo monopattino e se ne va lasciando l'automobilista sconvolta e spaventata. Ma sulle sue tracce c'è la polizia locale. Le nostre telecamere per l'ennesima volta ci hanno dato la risposta che ci serviva per identificarlo e adesso faremo i conti sia delle infrazioni stradali sia della regolarizzazione del monopattino. Il conto sarà molto salato, per non parlare dei danni causati alla vettura che ammonterebbero a migliaia di euro. Una situazione già vista che porta il Comune ad annunciare tolleranza zero contro chi non rispetta le regole della strada. Tolleranza zero anche a loro tutela, perché se questo ragazzo fosse passato mezzo secondo prima veniva investito e calpestato dalla vettura. È stato un caso che arrivasse a sfondare la porta della macchina, ma incredibilmente si è alzato a terra e se n'è andato in maniera spavalda. E se n'è andato dal luogo dello schianto anche il conducente di una vettura che ha investito una donna in via Colombo. Dopo l'urto che ha scaraventato a terra la malcapitata assieme alla bicicletta, l'automobilista si è dato alla fuga e ora le forze dell'ordine stanno ricostruendo la vicenda anche con l'uso delle telecamere di videosorveglianza. E allora apriamo la pagina dedicata al gran caldo e alla siccità. Moria di pesce a Carmignano di Brenta, è successo tra sabato e domenica lungo la roggia contarina, ma non è colpa in questo caso della calura estiva e allora si indaga sulle cause. Un pescatore passando per la roggia, vicino alla Roggia Molina ha notato questa moria di pesci e mi ha avvisato. Sono venuto sul posto e mi sono accorto che l'acqua era quasi totalmente asciutta
c'era un rigagnolo di acqua, pochissima, e c'era centinaia di pesci morti. Centinaia di pesci morti nel giro di poche ore per un totale di quasi 50 kg di carcasse recuperate dal fondo della Roggia Molina Contarina, il corso d'acqua che attraversa Carmignano di Brenta e Piazzola sul Brenta. A far pulizia un gruppo di volontari dell'Associazione di Pesca Sportiva La Sorgente hanno riempito ben 14 sacchi di fauna ittica priva di vita. Ho avvisato il presidente della Sorgente Fasolo Stive, è venuto su con un gruppo di guardie volontarie per fare i prelievi. Abbiamo prelevato 50-60 kg di pesce, siamo intervenuti la domenica mattina, abbiamo chiamato il consorzio, una roba l'altra, e ora nella giornata di domenica abbiamo recuperato il pesce che si vede camminando lungo il corso d'acqua di Viale Margherita, tanto per non dare la possibilità che la gente passava, tutti telefonavano per sta moriva. Ultimo chilometro fino alla statale Postino 53. Abbiamo recuperato cavedini, truttine, Barbie. Ora si cerca di fare chiarezza sulle cause di questo disastro ecologico. C'è chi punta il dito contro possibili episodi di inquinamento legati alle attività produttive della zona e chi invece collega l'accaduto alle manovre idrauliche per la stagione irrigua. La Roggia nasce infatti più a nord, in località Camazzole, dove c'è una centrale idroelettrica. Fatalità, proprio nel giorno della segnalazione le paratoie erano chiuse, la turbina ferma e l'acqua deviata verso i canali irrigui destinati ai campi. I bambini dell'asilo Nido Ciliegio di Venezia trascorrono le giornate in un sottotetto con temperature sopra i 30 gradi. La denuncia dei genitori che da una decina d'anni chiedono una soluzione al comune. Ieri abbiamo registrato in sezione 31 gradi, i bambini erano sudati, affaticati, innervositi, il personale docente e non docente era veramente stremato perché il lavoro, come sapete, insomma, non è semplice. Considerate che nella sezione dei Divezzi sono 28 bambini e sono in un sottotetto. A Venezia 28 bambini di età compresa tra i 5 mesi e i 3 anni trascorrono parte delle loro giornate in un sottotetto con temperature sopra i 30 gradi. È la situazione denunciata dai genitori dell'asilo Nido Ciliegio di Castello, che raccontano di aver segnalato più volte il problema al comune senza aver ancora ottenuto una soluzione. La consigliera Dem Monica Sambo ha intenzione di portare il tema in regione, chiedendo un monitoraggio serio e puntuale di nidi, scuole dell'infanzia e strutture educative durante il caldo estremo. Viene segnalato anche nelle stesse locandine del comune che a rischio sono soprattutto gli over 75 e gli under 4, quindi bambini sotto i 4 anni, eppure proprio nei nidi comunali e nelle scuole dell'infanzia comunali abbiamo situazioni dove ci sono 30, 31, 32 gradi al quale sono sottoposti i bambini. Problema che segnaliamo ormai da 10 anni e che è inaccettabile. All'asilo Nido il Ciliegio di Castello, intanto, l'unica contromisura adottata finora è stata l'arrivo di un condizionatore portatile che si è rivelato però insufficiente a risolvere il problema. Sono state scritte numerose comunicazioni agli organi competenti senza mai avere risposto o avere risposte molto vaghe, molto frustranti, come la comunicazione è stata passata all'ufficio di competenza. Di fatto quest'anno ci siamo rimosse ancora alla fine dell'anno scorso perché la criticità del caldo è presente già dal mese di maggio ormai, quindi in dicembre abbiamo iniziato a scrivere settimanalmente, sempre con queste risposte vaghe. Siamo riusciti però ad ottenere un sopralluogo in marzo, questo ci aveva lasciato ben sperare, ma non è accaduto nulla. Ai genitori sarebbe stato anche detto che tanto la struttura chiude tra una settimana. Secondo i genitori sarebbe allora l'occasione giusta per cominciare i lavori per installare un impianto di aria condizionata. Più in generale poi, visto dall'opposizione, è proprio tutto il cosiddetto piano caldo del Comune di Venezia ad essere messo in discussione, sostanzialmente perché, sostiene Monica Sambo, il Comune di Venezia in realtà non ha un piano caldo. Dicono che si può andare gratuitamente nei musei del Comune, ma di fatto quelli sono già accessibili, così come le biblioteche, gratuitamente tutto l'anno, quindi non è una novità. E anche altre realtà come centri civici o altre strutture aperte in realtà sono aperte solo alcuni giorni, solo in alcuni orari o addirittura chiusi ad agosto, quando in realtà il problema sarà ancora più grave. Secondo Sambo, di fronte ad estati sempre più calde servirebbero presidi climatizzati in ogni municipalità, orari coerenti con le fasce di maggiore rischio, trasporti accessibili, più verde urbano e investimenti strutturali. Condizionatori e caldo fanno fondere i cavi dell'elettricità, blackout diffusi a Marostica, dove è stato necessario installare i generatori di corrente. L'ondata di caldo non molla la presa sulla pedemontana, eppure le linee elettriche iniziano ad andare in tilt.
È accaduto anche a Marostica, dove ci sono stati blackout a macchia di leopardo nella zona compresa fra il centro storico e la Gasparona. Interessate case e aziende di Corso della Ceramica e delle vie Galilei, Marconi e Volta, dove la corrente è saltata già nella giornata di lunedì. A causare questa interruzione sarebbe stata la richiesta altissima di energia a causa del caldo, che ha creato problemi di sovraccarico tanto da far colare letteralmente i cavi sotterranei. Per garantire l'erogazione dell'elettricità sono stati installati maxi generatori che hanno lavorato fino alla tarda mattinata di oggi, quando in seguito alla sostituzione dei cavi la situazione è tornata alla normalità. E allora andiamo a Cittadella, al Consorzio di Bonifica Brenta, per parlare dell'allarme siccità e delle misure adottate. Lo facciamo con Monica Smiderle, con i suoi ospiti. Buongiorno Monica. Buongiorno a te Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori. Si è appena conclusa qui a Cittadella, presso la sede del Consorzio di Bonifica Brenta, la conferenza stampa proprio per fare il punto sul tema caldo, ma soprattutto sul tema siccità. Il Presidente è qui con noi, il Presidente del Consorzio Martino Cerantola, abbiamo anche il Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta, l'ingegnere Umberto Niceforo. Presidente, lei ha parlato di una situazione attualmente critica. Sì, effettivamente siamo in una situazione molto difficile e critica, perché arriviamo comunque da un autunno poco piovoso. Le nevi sono arrivate in ritardo e velocemente sono scese, e di conseguenza, al di là di avere un bacino del Corlo con acqua, ci troviamo con delle portate del Brenta molto limitate e mettono in difficoltà il sistema irriguo. Il bacino del Corlo attualmente ha una riserva di 40 milioni di metri cubi d'acqua. Vista la situazione, il Consorzio ha chiesto alla Regione di anticipare la possibilità di svasare. Sì, cosa che ci è stata concessa da ieri, quindi da ieri ci è stata concessa una portata aggiuntiva di 4 metri cubi al secondo. Dei 40 milioni però solo metà potremo usarli dal 1° luglio in poi, perché questi sono i diritti storici che abbiamo. Quindi, essendo una risorsa limitata, bisognerà centellinarla giorno per giorno, farcela bastare, perché la stagione è molto lunga e col caldo che fa, con le previsioni meteorologiche, si teme che l'estate appunto sarà parecchio complicata. Per cui cercheremo di attuare tutte le operazioni, non solo usando i serbatoi montani, ma anche altre opzioni che abbiamo, diciamo, in corso. Quindi grazie all'ok della Regione per svasare i 4 metri cubi di acqua al secondo dalla diga del Corlo, la pioggia di lunedì sera, insomma questo ha dato una leggera boccata d'ossigeno, ma non bisogna abbassare la guardia, perché Presidente, ci sono già delle zone che sono gestite dal Consorzio di Bonifica che in questo momento devono subire dei provvedimenti restrittivi. Sì, in seguito al gruppo di regia fatto lunedì abbiamo deciso che comunque la zona di Piazzola, per cui con alcuni canali, di iniziare la turnazione dei 10 e 14 giorni, perché comunque abbiamo difficoltà a far arrivare l'acqua in quell'area. C'è una cabina di regia, come l'ha definita il Presidente, con dei monitoraggi costanti sulla portata del Brenta, sulla situazione anche della falda. Sì, assolutamente, è una cosa che il nostro consorzio ha da tanti anni, un team molto valido che lavora sul territorio H24, non hanno giorno o notte, in questi momenti sono veramente impegnati sia in campagna che in ufficio, quindi stiamo cercando di fare il possibile. La falda, tornando alla seconda domanda, quest'anno è molto critica, è un altro elemento di preoccupazione, per cui con l'acqua del Brenta a volte bisogna integrarla e farla arrivare dove un tempo veniva dalle risorgive, e quindi diciamo la coperta è veramente corta. Rischiamo di rivedere ciò che abbiamo dovuto anche noi raccontare nel 2022, ingegnere. Insomma, è difficile fare previsioni, perché col cambiamento climatico poi magari fra 15 giorni inizia a piovere e si risolve il problema da solo, però effettivamente le premesse sono simili a quelle del 2022. Fa paura insomma ricordare, Presidente, lei che insomma ha un'azienda agricola, ci ricordiamo le difficoltà di irrigare nel 2022, se ripensa a quei giorni come si sente? Ma direi che
adesso ricoprendo il ruolo da Presidente del Consorzio mi sento preoccupato, ma nello stesso tempo si deve avere la visione della gestione corretta dell'acqua e ci sono le condizioni per comunque attraversare nella maggior parte del periodo con una buona soddisfazione. Lei in conclusione di conferenza stampa ha fatto un appello a tutti, no? Per il risparmio dell'acqua proprio. Sì, e soprattutto nei momenti di difficoltà, dovrebbe essere giornalmente, però soprattutto nei momenti di difficoltà ci si rende conto che ci deve essere il rapporto, ma comunque la collaborazione di tutti i soggetti del territorio per far sì che l'acqua venga utilizzata nel miglior modo possibile. In primis l'agricoltura, ma non solo. Io ringrazio il Presidente del Consorzio di Bonifica Brenta Martino Cerantola, ringrazio il Direttore l'ingegnere Umberto Niceforo. Francesca, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio, ma prima ringrazio naturalmente il collega Federico Cibotto per il supporto tecnico. Grazie davvero anche da parte nostra a te Monica, Federico e naturalmente ai tuoi ospiti che hanno ben illustrato quella che è la situazione con i timori innegabili per il gran caldo che è destinato a continuare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo la pubblicità ma torniamo tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di gap retributivo, per parlare delle differenze che esistono dal punto di vista retributivo sui luoghi di lavoro tra uomini e donne. Vi do solo un dato: le donne soffrono di un gap retributivo del 25,7% che corrisponde ad una media di 28,62 euro al giorno in meno rispetto ai colleghi maschi. C'è ora una nuova normativa che cerca di così recuperare questo gap, però vediamo insomma quelli che sono effettivamente i riscontri, le ricadute poi anche sulle aziende. Tutto questo insieme a Serenella Spinacè, Presidente del Gruppo Donne Imprese di Confartigianato. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno Francesca. E insieme ben ritrovato a Stefano Garibbo, responsabile area lavoro Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Ben ritrovato. Non so, forse non ci sente, credo sia un fermo immagine questo e quindi abbiamo probabilmente un piccolo problema. Vediamo di ripristinare il collegamento con Garibbo per illustrare innanzitutto quello che è il quadro generale. Io vi ho dato due dati, entrando nel merito della provincia di Treviso. Questa si colloca al penultimo posto per un tasso di occupazione femminile del 60,9% contro il 77,9% degli uomini. Tra l'altro tra il 2019 e il 2024 l'occupazione femminile è aumentata del 2,6%, mentre quella maschile del 4,4%, ad indicare come sia ancora difficile, come esista ancora in qualche modo un ostacolo alle donne ad inserirsi nel mondo del lavoro, ma soprattutto a conquistare una parità anche di trattamento contributivo, se non di ruoli, con quello degli uomini. Ci sono poi dei dati anche a livello nazionale. Il paradosso di tutto questo sta nei dati di Alma Laurea 2024, con le donne che studiano di più degli uomini, si laureano in numero maggiore degli uomini, anche poi con risultati proprio in ambito di studi migliore degli uomini. Dunque tutto questo, Presidente, dovrebbe portare, se logica vuole, anche ad una parità di trattamento a livello lavorativo. Questo noi ancora ce lo auspichiamo, voi lo sperate. Tra l'altro lei è Presidente del Gruppo Donne da poco, e quindi questo è proprio un obiettivo anche del suo mandato. Decisamente. Io vorrei anche fare una premessa e dire, buongiorno a tutti, buongiorno anche a lei. Vorrei fare una premessa e dire che quando si parla di trasparenza salariale, noi non dobbiamo concentrarci semplicemente per il fatto che dobbiamo adempiere dei adempimenti burocratici, carte, scartoffi e cose varie, anche perché poi per questo ci penserà la Confartigianato a essere in aiuto. Ma io direi che la cosa più importante che noi dobbiamo focalizzare
focalizzarci e capire che in realtà si tratta di riconoscere il valore delle persone in effetti per quello che fanno. Questa è una cosa fondamentale, io direi che è un elemento sul quale noi dobbiamo ragionarci moltissimo e questo servirà per cosa? Per costruire poi di rapporti di lavoro basati sulla fiducia, sul rispetto e appunto sulla valorizzazione delle competenze. Quindi sarà molto importante il percorso che le varie associazioni faranno e in questo caso la Confartigianato Imprese attraverso incontri di formazione, momenti di confronto aiutano le imprese e i professionisti a comprendere i cambiamenti che ci sono in atto, ma soprattutto, è la cosa molto importante, a promuovere una cultura di impresa sempre più attenta alle pari opportunità. E questo sarà veramente molto importante per il futuro, anche perché in questo decreto, con le regole così trasparenti, avremo la possibilità, appunto come diceva lei Francesca, di diminuire questa disparità salariale tra uomini e donne, perché ahimè io lavoro nel settore della moda e il settore della moda vede impegnato il mondo femminile in maniera abbastanza importante, sia nella forza creativa sia nella forza produttiva. E vedo che spesso noi troviamo delle figure femminili che ricoprono dei ruoli molto importanti, ma che non hanno lo stesso riconoscimento salariale come il collega uomo, maschio. E magari non ricoprono neanche ruoli apicali. Esatto. Quindi io direi che è il momento, insomma, che cominciamo a mettere mano in questo e quindi noi siamo particolarmente felici, insomma, ecco. Un cambiamento culturale. È un cambiamento culturale molto importante perché appunto al di là è anche un cambiamento proprio culturale e promuovere appunto tutto questo cosa significa? Una crescita nel mondo del lavoro, ma soprattutto anche nelle realtà artigiane e nelle piccole imprese che rappresentano poi il tessuto economico del nostro territorio più importante, no? Quindi io penso che poi questo decreto non deve essere visto come un obbligo, ma appunto un'opportunità per valorizzare le persone, come dicevamo, e per costruire un mercato del lavoro più aperto, più moderno. E direi che solo così noi possiamo contribuire a costruire un futuro più giusto per le nuove generazioni. Questa è una cosa molto importante, secondo me. Forse bisogna lavorare proprio sulle nuove generazioni, infatti. Anche sulle nuove generazioni di imprenditori, perché insomma i giovani che si lanciano nell'avventura imprenditoriale, su questo bisogna lavorare. Indubbiamente. E le donne in artigianato che difficoltà incontrano, che ruoli hanno oggi? Cioè è difficile essere una donna artigiana o lavorare in un'azienda artigiana oggi nel 2026, perché ricordiamolo, insomma, sono passati tanti anni dalle lotte che le donne hanno portato avanti. Infatti io dico che appunto proprio nel 2026, dopo tutte le battaglie e tutto quello che c'è stato, dovremo essere anche un po' più avanti. Esatto. E invece secondo me abbiamo ancora molta strada da percorrere, perché io vedo e parlo con mie colleghe, con le donne appunto che fanno parte di questo gruppo, di questo bellissimo gruppo che abbiamo in Confartigianato, che più o meno abbiamo tutti gli stessi problemi, cioè conciliare proprio il lavoro con la vita privata. Ahimè, se uno ha un figlio, quindi questo è un problema enorme. Queste donne che hanno una grande passione, una grande capacità, grandi esperienze, grande dedizione per il mondo del lavoro, per il loro lavoro, per la loro attività, ma che sono, purtroppo hanno non riescono a farlo, impossibilitate a farlo come vorrebbero loro, perché a un certo punto devono scappare. Io ho dei ricordi, no? Vedo, quando sono nelle aziende magari io non ho figli e quindi anche più tranquillamente magari svolgo la mia attività, ma magari ho delle colleghe, vedevo delle mie colleghe che avendo il bimbo a casa, la babysitter o qualcuno per loro li chiamava e diceva che c'era questa urgenza, che dovevano scappare, quindi la mente non è più nel lavoro, quindi uno deve scappare e quindi io vorrei tanto che nel 2026 questa cosa si prendesse veramente seriamente in considerazione. E noi, gruppo donne della Confartigianato, lo stiamo prendendo veramente in considerazione.
Abbiamo ripristinato nel frattempo il collegamento con Stefano Garibbo, lo ripresento e lo risaluto, responsabile area lavoro di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Ben ritrovato e grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, io a lei, anzi chiedo anche a lei un quadro generale sulla situazione femminile nel mondo del lavoro artigiano nello specifico, per capire poi anche quello che è il nocciolo della nuova normativa, e poi le chiederò anche questo. Ma iniziamo con una fotografia. Io ho dato qualche dato che mostra come ancora ci sia una disparità profonda tra uomini e donne in ambiente di lavoro. Sì, sì, l'occasione insomma di questa nuova normativa, di questo decreto trasparenza che attua la direttiva comunitaria, ovviamente ha riaperto una discussione all'interno di tutti i mondi, diciamo, di tutti i mondi datoriali del lavoro. Per quanto riguarda la dimensione artigiana, diciamo che come numero intanto di occupate donne nel nostro settore ci attestiamo intorno a un 35% medio. Parliamo a Treviso di un mercato del lavoro di dipendenti nell'artigianato di 35.000 lavoratori, quindi insomma comunque è un numero consistente, calcolando anche che nella nostra dimensione ci sono per lo più lavori non impiegatizi, quindi insomma c'è una nutrita presenza femminile. Ovviamente è una media che parte dall'edilizia e finisce all'area benessere, ovviamente acconciatori e dintorni, quindi è una media, e quindi abbiamo settori in cui c'è assoluta prevalenza femminile anche nel mondo dipendente, e altri ovviamente che sono ovviamente anche per questioni di fisicità richiesta nella mansione con altre percentuali di presenza. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, il tasso di presenza femminile, che comunque è in costante crescita. Ovviamente sentivo prima anche la nostra dirigente Spinacè, molte delle cose che forse impediscono a una maggiore presenza di occupazione femminile, di cui noi abbiamo comunque bisogno, perché comunque siamo in una fase sempre del mercato del lavoro ancora molto attiva, nel senso che siamo sempre alla ricerca di candidati che si possono avvicinare alle nostre dimensioni aziendali, e ovviamente quindi la ricerca di giovani, la ricerca di stranieri, ma un'altra fetta che secondo noi è molto interessante, che potremmo, se ci fossero delle condizioni reciprocamente utili per tutti, avvicinare, è quello femminile. E qui magari, al di là di quello che possono fare le aziende, come sentivo prima, magari anche se i servizi per le neomadri o i servizi di aiuto ai genitori anziani fossero più forti a parità di tassazione che già sosteniamo tutti come imprese e come cittadini, sicuramente aiuterebbe di più la presenza femminile nel mercato del lavoro anche artigiano, perché sappiamo benissimo che poi forse le prime a supplire dove non arriva un servizio pubblico per le cose che abbiamo detto, poi sono magari le prime le donne, che non le troviamo sui posti di lavoro perché aiutano ancora nella dimensione familiare. Ecco, esatto. Presidente Spinacè, essere donna, essere madre, occuparsi della famiglia non deve essere penalizzante, anche semplicemente nel momento in cui ci si presenta ad un colloquio di lavoro. Certo. E poi appunto, vede, se questa disparità dal punto di vista salariale tra l'uomo e la donna diventa anche meno, cioè diciamo siamo molto chiari, se la donna comincia anche a guadagnare meglio, ha anche la possibilità di fare le cose, di farsi seguire i figli, di fare le cose con più tranquillità, mentre in questa maniera deve anche correre di più per fare i salti mortali, no? Quindi ecco. Poi se lei mi permette, Francesca, io volevo dire che è molto importante promuovere una cultura di impresa che sia sempre più attenta appunto alle pari opportunità. Questo è molto importante secondo me, sviluppare questa cultura. Certo. Stefano Garibbo ci aiuta a capire meglio in che modo interviene questa nuova normativa, è un decreto legislativo 96 del 2026 in vigore dal 7 giugno, quindi da pochissime settimane, che attua la direttiva europea 2023-970 proprio sulla parità retributiva di genere. Sì, esatto, come ha ricordato lei, quello è la fonte normativa, quindi è già la Comunità Europea per prima che si è posta questo obiettivo,
e l'ordinamento giuridico italiano al 7 giugno insomma ha tagliato il traguardo e quindi è diventata normativa anche da noi questa direttiva comunitaria. Si tratta di un complesso di 16 articoli che non sono proprio facilissimi da essere nel breve attuati nelle aziende, ma diciamo, facendo due battute, sicuramente assegna anche in un'azienda, sicuramente diciamo possiamo dividere che questa normativa considera le aziende secondo il numero di dipendenti che hanno, quindi sicuramente per quelle da 100 dipendenti a salire, diciamo il perimetro di informazioni che devono rendere, anche se non le chiedono i dipendenti, è più alto di quelle che ne hanno meno di 100. Quindi parlando della dimensione nostra, che ha per 5 dipendenti medi come occupazione media, noi siamo in quella parte della norma in cui corrisponde al vero che da oggi qualsiasi dipendente, anche in aziende molto piccole come le nostre, avrebbe diritto di chiedere al proprio datore di lavoro, in maniera ovviamente neutra, ma quali sono le retribuzioni medie per genere maschile e femminile applicate in azienda. Fondamentalmente l'elemento più innovativo che ieri non c'era come diritto dei lavoratori e che oggi c'è, è quello di poter richiedere al datore di lavoro, secondo una procedura, con delle tempistiche, ma adesso non entriamo nei tecnicismi, questo tipo di informazione sulla retribuzione media di genere, da che comunque sia chiaro, lo dico per i datori di lavoro che rappresentiamo, è legittimo che per medesime mansioni, per medesimi livelli contrattuali si abbiano retribuzioni anche differenti, perché sia che si diano più soldi ad una donna o ad un maschio, purché queste differenze siano legittimate da parametri che la legge codifica, come la responsabilità, la competenza, determinate skill che un lavoratore, anche a parità di mansione e di livello contrattuale, può avere a prescindere dal genere a cui appartiene. Quindi però l'elemento nuovo è questo. Di fatto anche per l'attuazione, anche per la risposta, se oggi un lavoratore chiedesse questo ad una nostra azienda, la normativa comunque rivia un decreto attuativo che sarà svelato nei primissimi di settembre, quindi diciamo sì, la norma è partita, ma ha un tempo tecnico di adattamento che è anche opportuno, perché stiamo facendo anche un'azione in questo periodo di divulgazione della norma alle imprese, che comunque l'hanno recepita positivamente, nel senso che siamo tutti consapevoli del gap salariale che esiste, insomma è registrato da varie fonti ufficiali. Si parla a volte di un 25-30, più realisticamente nella nostra dimensione, dove non abbiamo dirigenti quadri come dipendenti, il gap salariale esiste, ma può essere ridotto più realisticamente a un 10-12%. E come diceva la Spinacè, diciamo, questa norma può aiutare ad aprire una riflessione interna ad ogni azienda, magari nel dialogo proprio spontaneo che quotidianamente avviene in quelle artigiane tra il titolare e i dipendenti, a capire, magari a riflettere un po' insieme su quali sono le retribuzioni medie applicate per genere. Direi questo nel brevissimo. Le aziende più grandi invece hanno adempimenti più grandi, ma anche questi un po' più dilatati là nel tempo dall'anno prossimo. Semplifico anche qui, anche se nessun dipendente lo chiedesse in un'azienda grande questo tipo di misurazione, le aziende più grandi dovranno comunicare a uno specifico organismo di controllo costituito dall'INPS, dall'Ispettorato del Lavoro, dalla consiglieri di parità di genere, e quindi se ci sono poi delle differenze superiori al 5% tra maschi e femmine per pari livello, si dovrebbe aprire una discussione del perché, andarlo a giustificare, si intende. Certo, voi poi tra l'altro nei giorni scorsi avete organizzato anche un incontro proprio per così affrontare i vari aspetti e le ricadute che la normativa potrà avere sulla gestione del personale, ma anche insomma le condotte datoriali che vanno tenute e relative sanzioni. Sì, esattamente, appunto abbiamo fatto proprio la settimana scorsa una prima riunione interna nostra di informazione a tutti alla base associativa. E oltre a quello che ho già detto prima, le altre novità immediatamente operative cadono ad esempio anche nella fase di colloquio, dove magari queste cose che adesso dico creano sempre un po' di stupore, nel senso che la norma fa, giustamente dal punto di vista del bene che vuole tutelare, fa divieto in fase preassuntiva di indagare con i candidati, maschi o femmine che siano in realtà, ovviamente più per risolvere il gap salariale femminile, il fatto di quale sia la retribuzione di partenza che avessero presso altri datori di lavoro o presso l'ultimo prima di entrare in stato di disoccupazione, nel senso che nei colloqui si dovrebbe solo tendere
a conoscere le competenze che può offrire il candidato, e al contrario è il datore di lavoro alla ricerca di personale che dovrebbe, secondo questa norma, dare il range di salario giusto e coerente alla mansione che offre per quelle mansioni. La parte sanzionatoria sì di questa norma c'è, in realtà non è, rinvia opportunamente, anche forse così usiamo norme che esistono già, al codice diciamo alla normativa generale sulla parità di genere. Sono in effetti comunque poi sanzioni anche di tipo penale, con ammende poi commutate in ammende, quindi multe, mettiamole così, anche significative a partire dai 5.000 euro, chiaramente nella misura in cui poi dopo un certo iter di verifica si dimostrasse in maniera definitiva una condotta errata da parte del datore di lavoro. Diciamo che in questo tipo di norma si tentano prima, ci sono vari step prima per cercare di confrontarsi, capire, conciliare, risolvere, più che creare ulteriore conflitto. Però poi, diciamo, in via residuale, un datore di lavoro che mantenesse una condotta non uniforme avrebbe anche un apparato sanzionatorio importante. Insomma, un piccolo importante passo, tra l'altro, come spiegava Stefano Garibbo, anche in fase di aggiustamento la stessa normativa. Comunque, insomma, da qui a settembre, se non ricordo male, ci sarà poi il decreto attuativo, e quindi insomma si sta sperimentando in qualche modo l'efficacia e la ricaduta proprio sul mondo delle aziende di questa importante nuova norma. Io ringrazio davvero tantissimo Stefano Garibbo, responsabile area lavoro Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, per averci fatto capire meglio appunto gli estremi contorni del nuovo regolamento. Grazie anche a Serenella Spinacè, presidente del gruppo Donne Imprese di Confartigianato, e ci ritroveremo per parlare dei passi in avanti fatti su questo tema. Io sono molto positiva. E lo siamo tutti. Grazie davvero ad entrambi, grazie a voi per averci seguito, ma noi ci fermiamo solo per qualche istante, perché poi ritorniamo con l'approfondimento CGIL del mercoledì. Parleremo di pensioni, in particolare per i dipendenti pubblici e militari. Lo faremo con Lucia Celi, Inca Treviso, e con Giuseppe Cianciafara dello SPI a Treviso. Dunque pubblicità, previsioni meteo, e poi ritorniamo con l'approfondimento CGIL.